Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'accoglienza dei profughi ucraini sarà al centro della riunione della conferenza delle regioni e delle province autonome che si riunirà in seduta straordinaria questo pomeriggio alle 17. A convocarla è stato il presidente Massimiliano Fedriga. All'ordine del giorno in particolare l'esame dello schema di ordinanza di protezione civile con le disposizioni urgenti per assicurare sul territorio nazionale il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Oltre 1 milione di cittadini ucraini, secondo l'ONU, ha lasciato il paese. Costante a Fernetti il flusso di profughi che arrivano a bordo di corriere e con auto private. Tante le giovani donne con figli, come ci racconta dal valico di Fernetti Andrea Pierini. Anche oggi non si placa il flusso di cittadini che scappano dall'Ucraina, dall'invasione russa per venire in Europa, in Italia, da parenti, amici, da chi può offrirgli ospitalità. È un flusso costante rispetto ai giorni scorsi, sono forse meno le corriere ma tantissime le auto private con donne e bambini che ovviamente cercano di raggiungere parenti e amici. Sul posto c'è l'UNHCR, è arrivata anche la protezione civile, ci sono tantissimi volontari che portano qualcosa, del cibo, dell'acqua, dei viveri, insomma generi di primissima necessità per aiutare queste persone a completare il loro lunghissimo viaggio. Si parla di 14 ore di viaggio solo per uscire dall'Ucraina e poi tutta la strada per arrivare verso l'Europa, verso i parenti e gli amici. Solamente ieri i numeri parlavano di 3.000 persone arrivate, ma stanno salendo vertiginosamente. L'UNHCR ci ha confermato che in questo momento le persone che sono fuggite dall'Ucraina hanno superato quota 1 milione. Sono in arrivo in regione 150 profughi provenienti dall'Ucraina, una cinquantina sarà ricevuta a Sappada. Si tratta soprattutto di donne e bambini che saranno ospitati in appartamenti che comunemente sono utilizzati dai turisti della località montana. Nelle prime ore del mattino di domani o durante la notte sono in arrivo nella nostra regione almeno 150 profughi provenienti appunto dai paesi in guerra, dall'Ucraina. 50 di questi si fermeranno a Sappada. Con noi l'assessore Silvio Fauner proprio per parlarci di questo arrivo, di come è organizzata l'accoglienza, dove verranno sistemati. Direi una località che si rimbocca le maniche per cercare di essere di supporto il più possibile a queste donne e a questi bambini che stanno scappando da una situazione direi allucinante. Ecco, voi avete pensato, mi diceva, strutture che normalmente sono strutture ricettive, no? Soltanto che adesso appunto la stagione turistica sta volgendo al termine, quindi saranno collocati in alberghi? No, saranno collocati in appartamenti, proprio in appartamenti privati che normalmente vengono messi vengono affittati per la stagione turistica, invernale o estiva, e poi c'è una struttura, un ex albergo che anche questo viene affittato a dei gruppi più grandi, gruppi più numerosi, quindi in queste situazioni cerchiamo di rendere questo soggiorno, chiamiamolo così, più accogliente possibile. Ben oltre la metà degli ucraini non è vaccinata e per questo, visto l'arrivo di tantissimi profughi nel nostro paese, il governo deve attrezzarsi su questo fronte. A sottolinearlo è la Fondazione Gimbe che ha diffuso l'ultimo monitoraggio Covid nel quale i casi segnano un'importante frenata. Il 63,8% della popolazione ucraina non è vaccinato. Il governo ne tenga conto nel programmare l'accoglienza e quanto sottolinea la Fondazione Gimbe a corredo del monitoraggio sulla pandemia diffuso oggi. Il dato ucraino, spiega il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, non deve essere sottovalutato, considerata la drammatica situazione che porterà nelle prossime settimane migliaia di profughi nel nostro paese. I piani del governo per accogliere queste persone, continua, dovranno includere la vaccinazione di anziani e fragili provenienti dalle zone di guerra, evitando diseguaglianze tra
le regioni. Quanto all'evoluzione della pandemia, la Fondazione Gimbe rileva come il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana in cui il Covid frena maggiormente. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono diminuiti di oltre il 33%. A livello nazionale la riduzione, che prosegue da 5 settimane, si attesta al 21%. Diminuisce del 18% anche il numero delle vittime. Si allenta ulteriormente la pressione della pandemia sugli ospedali. Dal 23 febbraio al 1 marzo i posti letto occupati da pazienti Covid con sintomi nei reparti di area medica sono diminuiti del 20% rispetto alla settimana precedente e del 21% in terapia intensiva. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione diminuisce nelle terapie intensive, scendendo dell'8,6%, mentre aumenta, come in molte altre regioni italiane, negli altri reparti Covid, salendo al 15,5%. E in regione è alta l'attenzione in tema Covid anche sulle persone che arrivano dall'Italia. La criticità maggiore è quella sanitaria e per questo nei prossimi giorni verranno proposte alcune soluzioni su sollecitazione anche del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, in quanto l'emergenza Covid non è ancora del tutto chiusa. Al momento sui 3.000 transiti in Friuli Venezia Giulia di cittadini ucraini solo una piccola parte si è fermata sul territorio, circa 60. Uno dei nodi principali è quello del Green Pass, visto che nel paese dell'Est Europa il tasso di vaccinazione è intorno al 30%. Sulla base delle nuove disposizioni chi ha la certificazione verde non deve fare il periodo di isolamento, per gli altri è stato ridotto a 5 giorni, ma alcune regioni come il Lazio hanno predisposto degli hub liberi per la profilassi. Dal punto di vista legale, a fronte di tanti arrivi, praticamente nessuno ha fatto domanda di asilo perché se in possesso di passaporto biometrico, in virtù degli accordi internazionali è possibile restare in Italia per 90 giorni senza visto, ovviamente per motivi turistici. La maggioranza dei cittadini ucraini è comunque convinto che l'invasione russa si fermerà a breve e quindi di poter far ritorno presto a casa. Il Comune di Udine, attraverso l'ufficio anagrafe canina, nella mattina di sabato 5 marzo presso Piazzetta Belloni organizza una raccolta di beni di prima necessità per gli animali dei rifugiati e per quelli rimasti in Ucraina. Dalle 9:30 alle 12 sono a disposizione con un banchetto al fine di poter raccogliere cibo, ciotole, guinzagli e il necessario da fornire per il sostentamento e l'assistenza a chi nonostante il momento gli animali non li abbandona. Quanto raccolto verrà donato alle associazioni e realtà del territorio che si stanno mobilitando per far arrivare in Ucraina gli aiuti. Il Comune di Udine vuole fare la sua parte e rispondere all'appello di tutta quella popolazione che in mezzo alla tragedia non si è dimenticata e non si dimentica dei loro compagni a quattro zampe. Una raccolta che si terrà in piazza nella mattina di sabato e che continuerà presso l'ufficio dell'anagrafe canina in via Stringer 12 tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12:15 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15:15 alle 16:45. In vista della stagione estiva, da Lignano arrivano segnali di preoccupazione per la difficoltà nel reperire personale qualificato per le strutture ricettive. A riguardo, Confcommercio lancia la proposta di coinvolgere eventuali professionalità dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Manca personale negli alberghi, nei ristoranti, nei bar, lavoratori qualificati in grado di portare la loro professionalità all'interno di un servizio di qualità. L'allarme arriva da Confcommercio Provinciale di Udine, dal fronte Federalberghi, come quello della FIPE, con focus in particolare su Lignano, in una fase di preparazione alla stagione estiva. Il problema è emerso con la pandemia, osservano i presidenti di Federalberghi Paola Schneider, di FIPE Antonio Dallamore del Mandamento di Lignano, Enrico Guerin. La preoccupazione è concentrata ora sui prossimi mesi, quelli che soprattutto a Lignano significano urgenza di poter contare su personale qualificato. Il lavoro che offriamo è di prestigio, richiede manualità, fantasia e inventiva, soprattutto in cucina, sottolineano Schneider, Dallamore e Guerin. E non dimentichiamo che l'attenzione di Confcommercio è riservata soprattutto alla formazione. Per questo è necessario che le istituzioni ci diano una mano per risolvere questa pesante criticità. Confcommercio, con le sue categorie di settore, avanza a questo proposito una proposta. Viste le tante persone che con la guerra in Ucraina si presenteranno ai nostri confini e verranno accolte, si potrebbe pensare a quote aggiuntive che consentano a qualche immigrato in arrivo dai territori del conflitto di trovare lavoro nelle nostre imprese. Si potrebbe anche favorire la possibilità di inserimento lavorativo temporaneo per il periodo estivo, agevolandolo con servizi di nursery e asilo a chi giunge sul territorio con figli al seguito, conclude l'Associazione dei Commercianti.
Ore di ansia a Pordenone per la scomparsa di un uomo che non dà notizie di sé da un paio di giorni. Si tratta di Andrea Dall'Oglio, 56 anni, nato a Cagliari e residente a Pordenone in via Interna 4. Si è allontanato alle 21 di martedì 1 marzo e da allora la famiglia non è più riuscita a contattarlo. Ieri è stata formalizzata la denuncia di scomparsa in questura. Al momento dell'allontanamento Dall'Oglio, alto 1,70 m, corporatura robusta, stempiato, occhi verdi, capelli cortissimi e lati di colore grigio, indossava un paio di jeans, una polo, un maglione di colore blu, un giubbotto, un giubbino con cappuccio. A riguardo i familiari hanno richiesto di diramare la foto dell'uomo agli organi di informazione. Per eventuali segnalazioni si può contattare alla questura di Pordenone, il numero d'emergenza 112. Tubi rotti e rubinetti sempre aperti, queste le cause che portano il campo nomadi di Udine a bersi letteralmente 100.000 litri di acqua al giorno a carico delle casse di Palazzo Daronco e dei cittadini di Udine. Le analisi e le ispezioni condotte ieri mattina dai tecnici del CAFC, accompagnati dagli agenti della polizia locale, hanno portato alla luce una serie di derivazioni periferiche guaste con conseguenti enormi perdite di metri cubi di acqua. A ciò si aggiunge anche il consumo dovuto da una serie di rubinetti trovati in funzione nonostante nessuna apparente motivazione. Come riferito dai periti, tutti gli impianti costruiti nella zona di via Monte Seibusi risultano fatiscenti, così come le derivazioni costruite non a regola d'arte. Il prossimo passo sarà trasferire il pozzetto su suolo comunale, dotarlo di un sistema di controllo, riferisce il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Sarà garantita una quota ragionevole di acqua a tutti, ovvero 200 litri al giorno, un decimo della quota norme attuale. Verranno anche installati dei contatori, chi vorrà più acqua la dovrà pagare, conclude il primo cittadino, esattamente come tutti. Un altro centro massaggi cinese a Trieste è stato sottoposto a sequestro dalla procura. Si tratta della quarta attività finita al centro di un'indagine nel capoluogo regionale, tutte gestite da soggetti di nazionalità cinese. Al loro interno è stato appurato che oltre ai massaggi si praticava l'attività di meretricio, anzi la prostituzione era il vero core business dell'impresa volta a sfruttare massaggiatrici orientali. Le ragazze impiegate in tali attività infatti vengono indotte ad offrire ai clienti che lo richiedono, oltre che massaggi corporali, anche pratiche sessuali. Degli ingenti guadagni percepiti dalle titolari alle massaggiatrici obbligate a lavorare ininterrottamente per l'intera giornata veniva allargita solo una piccola quota degli introiti. La titolare cinese, 45enne, è stata iscritta nel registro degli indagati per reato di agevolazione e favoreggiamento della prostituzione. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.